qual è il dolce, il tuo dolce preferito, o comunque il dolce che veniva preparato a casa tua dalla mamma, dalla nonna, dalle zie, insomma, che tu non vedevi l'ora che preparassero, magari o in particolari circostanze o che... Qua si gioca in casa, è tiramisù. Vabbè, sì, quello era il dolce preferito. Poi faceva delle varianti, il tiramisù con le fragole, insomma un po' così, delle varianti un po' particolari. Quello era il dolce buonissimo. Poi da Verona abbiamo il Pandoro, chiaro. storico Pandoro realizzato dal signor Melegatti negli anni 1800, se non ricordo male. E l'antenato del Pandoro c'è il Nadalin, che forse pochissimi conoscono, che era stato voluto dalla Scala, signori della Scala, dalla signoria della Scala. Ed era un dolce a forma di stella, più basso, quindi poco lievitato. E quello proprio si aspettava il Natale per mangiare il Nadalin.